Stai attento, signor genitore, fare il padre non è mica un mestiere. Dimmi un po', ma che effetto ti fa il sentirti chiamare papà? Stai attento, signor genitore, anche se non gli manca niente, lo so. Ogni giorno un giocattolo nuovo, perché tu non sai dirgli di no. Tu per lui sei un modello, stai attento. Tu per lui sei più bello, stai attento. Tu per lui sei il più giusto, sei il più forte, tu sei tutto. Oh, stai attento, signor genitore, se il maestro di scuola ti ha detto che dagli altri bambini è diverso, che tuo figlio è un bambino introverso, stai attento, signor genitore, il lavoro, l'ufficio, gli amici, anche il sabato sera giochi a carte. E che cosa hai fatto? E tuo figlio l'hai messo da parte. Tu per lui sei un modello, stai attento. Tu per lui sei il più bello, stai attento. Tu per lui sei il più giusto, sei il più forte, tu sei tutto. Oh, stai attento, signor genitore, ormai ha 11 anni e lo sai, lui ti fa 10.000 domande, ma tu leggi il giornale incurante. Stai attento, signor genitore, non c'hai tempo per restare con lui che parla di emarginazione e tu guardi la televisione. 16 anni, è successo qualcosa. Da 3 giorni è scappato di casa. Ora sì, gli volevi parlare. Ora sì, lo volevi ascoltare. 16 anni, è successo qualcosa. Corri subito all'ospedale, ma il suo letto è già pieno di rose. Troppo tardi, papà, overdose.